Pronto? Sì, dimmi. Sì. Quante volte ti avevo detto che non mi devi telefonare più? Ah, mia amica ti ha dato il mio numero di telefono. È proprio brava. Ti avevo detto, mi devo lasciare. Non possiamo incontrarci più. No. No. Te l'ho detto tante volte già. No. Non gridare. No. No. Non ti voglio più vedere. No, basta. Basta, è finito. No. Non ci vediamo più. Mi puoi anche uccidere. Ciao. Ala, Ciao. la tua chiave, sei l'ultima. Ti vedo un po' stanca, se no? Sì, sono stanca un po'. Ho lavorato fino adesso. Mo ti vai a riposare. Sì. Quando è tardissimo. Mi raccomando, a mezzogiorno voglio Domani? essere... Domani sì. mattina sveglia a mezzogiorno? Sì, Va mi bene. sveglio, grazie. D'accordo. Buonanotte. Алло? Света? Это Алла. Да, я знаю, что поздно. Ты кому дала номер телефона мой? Он постоянно мне надоедает, постоянно за мной следит, и я не знаю, что мне делать теперь. Зачем ты даешь мой номер телефона? Я только поменяла его. Да, я поменяла мой телефон. Зачем теперь давать номер телефона мой? Я понимаю прекрасно, что он просил тебя. Если я не хочу встречаться с этим человеком, что я должна делать? Опять номер телефона менять? Он меня постоянно преследует. Постоянно, везде. Когда я выхожу с работы, он меня постоянно преследует. Мне постоянно названивает на телефон. Что я должна делать теперь? Это спасибо тебе, значит. Ладно. Все, поговорим завтра тогда. Пока.
Tocca all'ora novantuniana, ore 9. Buona mattinata da Zio Gerry, da Via Toledo 156. Siete su Club 91, allora cari novantuniani. Questa è una mattinata ricca di sorprese, di messaggi, quelli che aspetto al 335 537 91 91 e come sempre ricca di ospiti. Beh, quelli rimangono una sorpresa. Chi è viva? Hai fatto un caffè? Caffè? Io è un'ora che ti sto chiamando. È un'ora. Tu mi fai tu, sangue a me. Non capite niente. E vanno in Tavalli stasera, che nella casa di mamma. Posso passare una cosa brutta? A me allora sta frascitato, di brutto. Ieri una bambina mi fa tanto in docesta a pensare a te. Sì, Ma quando è? La bambina di figli paura. Fai paura? Tu fai paura. Tu vuoi uno zombie. E ti scrivevo Dio. Un caffè, uno. O cada passo non aveva la niente di scuro. Oh guarda, a me lo guarda. Tu pare che non ha in te. Vengono solo che problema casa mia sto cina fine da voce. Ah, guarda la nativa, va. Sto caporebbe. Mamma mia. Ci passa la voglia con Sanderai. Mettere la tovaglia settimata. Ma venga non vado via già mi andresti. Ma su buona morire. Vengono solo che problema casa mia sto cina fine da voce. Sto caporebbe. Ma vado a fare. E chi sfacciamo, muoversi si perdendo i sensi. Rispetto. Vado fuori in coppa all'astico, cercando non mi fa vedere. Ora vedo. Anna? Ivana, come mi siamo forza che ci ha faticato.
Te? Tu sei lingua per la casa mia, lingua per la casa mia. Sente un trench? Sta a pizza. Allora, non posso dire niente, che diventa una ianara. Dica madre, voi mi fai sfacci, me ne servizi che già scena, fai sfacci, me la spesa, non mi sfacci mai. O trench a remis. Sta sempre a pizza. E dico ci vuole tempo. Sì, E che lascia rannazio, non sfacci me lo ma come fai fare? Ora non fare le calzine pulite. Ti sono asciuttati, mettete che le ragliere. Che ti mangi misa ieri. E già me la ci misa l'altro. Sono asciuttati, sono bus. Stiamo a decca, ci non da casa te, va. Va dopo a finire la cucina, c'è il sto cazzo. Questa è una chiave. No, oggi fatto tanta fatica, non è una goccia di caffè. Dall'angolo poi. Cago. E che una goccia. Devi pigliare pure la macchinetta di caffè, devi pigliare. Sì, amore, io me ne vado a faticare. Però tu sai che se muore non quasi non resta nessuno. No, non mi vuole stare più tu. Non muore non quasi. Da un'altra, ma non ti accompagno. Sette boia, me ne va. Ciao, ciao. Quindi vedi, io che esco solo, sta sempre questo coso di vuole, che io so, lo chiamano ogni Uber, va. Ricordati che l'ispettore tiene sempre un trench. Sempre un trench. Ricordati. Passi nuoi, va, aspetta, la cara. Va, vieni da ritirare la più, va. Buongiorno, signora Bella. Fa una cosa, fammi un quarto alice, mi fai pulizia e mi manda coppa la questura. Va buona? Bene. Alice! Uè! Buongiorno. Ci dammi? Allora sta Michele, Alice. Ancora a tavoli, non sa, signore fa. Tu sei un guaglione, fate che fa? Mi ha fatto una cortesia, c'è un pasto tu, no? Che io sto chiamando a 4 ore, sto chiamando. Per un numero mi coppo telefonina, non mi rispondo. Dice, è venuto Franco di un barone, e mi chiamasse. Va buono, a disposizione, vi servirò. Arrivederci. Non vi preoccupate.
القديمه الاولانيه بالكل مش هذيك اللي دخلنا فيها احنا الاولانيه. عندي خلص ها؟ لا ما تعديتش هو كان في بالي باخر استنى هما خاطر في شهر باش ترجع للجماعه تخدم من هنا باش يتفكر المحامي. فوالا كي خرج السيف هو كتحشات له جاتو هي ومالتك القحبه هي كحشتهم. هذه مراه هي نورمال هذه بس مراه ليش مراه؟ Guarda, è venuto qualcuno che mi voleva. No, mica. No, ma come mi ricordo buono, come? È venuta una persona che se tu voleva sana perché ha detto Alice, hai trovato sta chiamando a 4 ore e poi non ho risposto a suo telefono. Anzi, ha detto urgentemente la chiamata, ma gli ha dato pure di troppo fortuna e mi fa male ancora tutta la faccia. E chi è? Non mi ricordo chi è. Ah, com'è? Andiamo alla triglia. Ti fa basciare non siamo anche chi è. Ma ci scordate, che pulito, mica è. Un pelo, sì, c'è un pelo. È abbastanza grande. Dottore, ma che state dicendo? Dottore, avete ragione, sono mortificati. Ma noi cagniamo da 4 e 4 Ma quando mai? Salvatore, Ma quando facci mai? un caffè, dottore. Ti posi la tazzina qua. Lei il pelo l'ha messa apposta nel caffè. No, dottore, ma che state dicendo? Sì, lei queste cose le fa. Dottore, ma state pazziando? Gesù, ma con tutto il corpo volesse un rano quindi da sto caffè. Mamma l'ha visto buona. Ma non è un problema, lo facciamo cambiare subito. In questo bar non metterò più piede finché lei lavorerà qua. Mi dispiace, mi ha rovinato la giornata. Dottore, ma che state dicendo? Basta, lasci Dottore, vieni qua. stare, buona giornata. Dottore. Buona giornata. Ispettore, ma secondo voi c'è misio pilando il caffè? Senti che c'è miso pilando il caffè non ha giusto, per la scorza di limoni dall'aperitivo me le mise tutte. Carmen, vieni. Lascia un attimo. Lascia un attimo. O terzo piano, a ballerina, in alto. Vai. Bussa vicino alla porta perché è una quarto d'ora che non ti lascia. Vai. Sono già 10 minuti, mi ha già detto già me la tocca a ballerina stanotte forse. Ma Ala. Va bene, ciao. Ok, grazie. Posso fare il nome, scusami? Buongiorno. Mi scusi, il titolare lei? No, sono un operaio. Senta, volevo qualche informazione per un funerale. Senta, al momento il titolare non c'è, torna tra una decina di minuti. Se vuole si accomodi nel showroom là e dà un'occhiata. Che è successo?
Senta, sono qui per un funerale. È capitata nel posto giusto. Sì, infatti mi hanno parlato benissimo di questa azienda. Sì, modestamente nella nostra azienda facciamo con Eugenio morire. Senta, volevo sapere un po' i prezzi. Diciamo che se prendiamo un 8 cavalli con 6 fioriere siamo sui 10.000 euro. Qualche cavallo in meno. E diciamo che se prendiamo un 6 cavalli con 4 fioriere siamo sui 6.000, se 5. No, forse proprio i cavalli che non mi stanno bene, qualcosa di più moderno. Allora le posso offrire una bella limousine. Con 2 fioriere siamo sui 4, 5, 5.000. No, qualcosa più di economico. Signora mia, lei è capitata nel mese delle offerte. Diciamo che io con 4.000 euro, ma pure 3.000, ma che dico 3.000, con 2.000 euro, io le offro una cassa in noce massello, e dico massello, con tutte le rifiniture d'oro. All'interno abbiamo una trapunta in lana merinos, così è calda d'inverno e fresca d'estate. E per i primi 100 invitati io le offro una corona in perle di Maiorca con chiusura in oro. Che ne dice di questa offerta, signore? No, per la verità forse ho sbagliato all'inizio, non vi ho detto. Funerale per mio suocero, quindi qualcosa di diverso, di più economico. Signore, diciamo che potremmo optare per questa soluzione qua. Noi prendiamo il carro del comune, che non si paga, è gratis. Ah, bene. Poi sui manifesti facciamo scrivere si dispensa dei fiori, a così ci paghiamo pure il fioriere. Perfetto. E cerchiamo piacere terra sandiera, si c'è terra cagava fuori. Cagava fuori. E se noi ci paghiamo pure i soldi delle fotografie. Buongiorno, polizia. Ha chiamato lei? Sì, l'ho chiamato io perché questa mattina è successa una cosa spiacevole. La cameriera facendo i piani nella camera della nostra cliente ha trovato un disordine inconsueto e delle tracce di sangue e presumo ci sia stato un delitto, un omicidio colposo. Ho capito. E io ho chiamato subito il 113 e mi fa piacere che sia intervenuto subito perché è una cosa spiacevole, mai successo. Allora, iniziamo a bloccare le uscite, non facciamo entrare ed uscire nessuno da questo momento in poi. Prenda la chiave della camera e ci porti subito sopra. Sì. Emilio, mi sostituisci un attimo? Persico. Prego. Ispettore, è qua, stamattina è qua. A che piano è? Terzo piano. Vai, Persico. Pronto? Amore, siete mamma sto staglia e sto stanco. Mi fanno piacere passare due macellaie. No, sto faticando. Sì, sto lavorando. Sì, no. No. Ma come sto faticando a già il cotonamento? È una cosa grave, poi ti spiego. Vabbè. Sì. Oh, la frutta. Ciao. Persico! Aspetta, salire! A che piano sai? Terzo! Scusate, a che piano siamo? Secondo. Persico! Vettore! Allora, ci siamo? Questa stanza? Sì. Ci siamo? Questa è la stanza. Ascilo, Persico! Aspetta, venite! aspetta! Mamma mia! Ma non potevo nascere a piantare una chiesto. Aprite la stanza. Posso? Io ho trovato... Ragazzi, non toccate niente. Che macello. Signor Portini, può spiegare cosa è successo? Stamattina abbiamo dato la sveglia alla signorina Ada perché ieri sera è tornata intorno alle 3, alle 3 e mezza. E verso mezzogiorno e 10, mezzogiorno e quarto non mi rispondeva in camera
Al che io ho chiamato Carmen, una delle nostre collaboratrici, ho detto Carmen, fammi la cortesia, vai sopra, bussa vicino alla camera, lei è salita e ha trovato la scena del crimine in questo stato e mi è venuta a chiamare. E io sono salito sopra e abbiamo trovato la camera in queste condizioni e vi abbiamo chiamato subito. Continuate. Ripeto, la signorina Ala aveva chiesto la sveglia a mezzogiorno e un quarto. Io provavo al telefono ma non mi rispondeva. Ho chiamato Carmen, una delle nostre collaboratrici, ho detto Carmen, fammi la cortesia, vai sopra, vai a vedere perché non mi risponde. Lei è venuta, ha trovato in questo stato la camera, mi è venuta a chiamare, siamo risaliti e questo è lo scenario del crimine che ci è venuto agli occhi e vi ho chiamato subito. Voi siete salito? Sì. Avete aperto la porta e quindi? Vedi, devo dire una cosa, c'è un piccolissimo problema, abbiamo l'ascensore e basta, bisogna salire a piedi. Ciao. Perché visto È entrato qualcuno dopo di voi, prima di voi? Ho chiuso io la camera. Nessuno è entrato. Signor Damiani, grazie. come vi chiamate? Damiani. Damiani è il cognome. Signor Damiani, ma vado a stare solo zitto. Voi avete detto parlare. Ho capito, parlate per farmi spiegare la cosa, però non ci capite niente. Se cortesemente. Vabbè, poi vi faccio convocare al commissariato. Per secondo. Intanto tu non ti muoverai, fai la porta qua. Ti va a avvisare scientifica. Arcello, lei mi segue. Arcello. Ma raccomando, non duca niente. Ti capite Arcello? Perché ultimamente devo mettere in mano tutto parte, no? E tu talmente le cose. Mi dimentico che sei in galleria tu e persico. Erano lì indiziati. Va buono, ti va a avvisare scientifica la questura Arcello, ma raccomando, persico. Ma raccomando Arcello. Dalle noci. State tranquilli. Ok? Lì fu bravo stavolta. Non ti preoccupare, Voglio euro. io schifo a chi stai persi. Signor Damiano, che state facendo? La ballerina in un night. Signor Damiano, secondo voi, che come stiate facendo? Auto, tutto chiaro. Signor Damiani, sì. Una mezz'ora che arriva alla scientifica, tenetevi a nostra disposizione e risolveremo tutto nel migliore dei modi. Va bene? Ah sì, vedi che stavolta non ti faccio una porta, ti schiatto proprio a capo. Ok? Mi sono spiegato, sono stato chiaro. Rimeci capito. Fa una cosa, perché aspettare che si cala scientifica a basso, quindi ci scazzo un cazzo e non tocca niente, ma raccomando perché vabbè, ti stroppi. Mi auguri tu sotto una guarda si tocca qualcosa. Ah, boh. Tu giuro da schiatta a capo, ok? ليه ما خير القديمه الاولانيه بالكل مش هذيك اللي دخلنا فيها احنا الاولانيه انت خلص واحد ها لا ما تعديتش وفيني في بالي باخ استنى هما خاطر يشهروا باش ترجع للجماعه تخدموا من هنا باش يدخل فيها المحامي Persico, ma tu qua stai aspettando la scientifica, ti stai fumando una sigaretta? Allora non andiamo sto fumando una sigaretta, ma tu che hai fatto? È rimasta senza una avuto un gol. E che sa roba non lo so? Ma dico sempre la stessa cervello. Io ci chiuso la porta e sono sceso a basso. Io non lo so, tutti mi hai E poi oggi dici la verità. Ma ci pigliate una bella mutanda di un reggimento e me l'ha sbacchiata in una borsa. Tu continua a frustrarsi, hai dato due segnalazioni all'ispettore Lucarelli per mezzo del tuo comportamento. Ma tu non li hai pensato proprio a ispettore Lucarelli? Ma non l'hai già ma vuoi finire? Quello non è proprio nessuno, capito o no? Sì, vai, sei sempre lo stesso, ma come stai facendo? Stai zitto, non ti preoccupare. Ma come state zitto? Ma noi siamo io, guarda, dici non ti preoccupare, state zitto. Anzi, ma lo sapete che c'è di nuovo. Ma ti faccio sentire una musica che hai scritto, non vuoi andare a spendere un po'. Però fa un prezzo, non fa così. Ok, dice ma la verità si ti piace. Questa è stata fatta a secondo malincontro. Un magazzino. No, non ti preoccupare. Ah, mica me ne importa. A te che te ne importa.
a noia che ce ne fotte. Si aggira puta porta e sottra su di a me che me ne importa, a te te ne importa, a noia che ce ne fotte, si aggira puta porta e sottra su di a me che me ne importa, a te che te ne importa, a noia che ce ne fotte, si aggira puta porta e sottra su di e poi giustamente qua viene tutta una sezione di violini. E fammi sentire. Lo sentiste i violini? Ma ti piace come sono? Ti piace pure come scrivo? E siete dei violini. Io cascia ma cagliamo. Pozzu, pozzu, pozzu. Oi 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 oi. Cazzo pazzo cazzanga. Cosciombo tombo dio. Tra ya 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 ya. Tra ya 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 ya. Tra cachito congo. Soco soco soco. Mocchiocchi mocchiocca. Mocchiolli mocchiocca. Tra caghiamma cazzamba. Buongiorno, bentrovati agli amici di Club 91, ai 91 tutti, e come sempre io vi aspetto al 335 537 91 91. È il numero del GSM Box di Club 91, i vostri suggerimenti musicali e perché no, 4 chiacchiere. Persi che tu li fai sentire che là dedicata in quello all'ispettore, che le forze picciamo po' tanto a breve, perché sai che i casi ora tengono certa fili. Vabbè, sì, io vai a tempo, no? Si è andati là. E sono che rivoli giorni stamattina, stanno facendo un bordello pazzi. Come ci mettono a suonare alla festa? E ti Lasciamate corazzo, cadu cazzo marambo. No, piano, questo è un albergo serio. Ma frate mi bella. Ti sembra tu, comunque lei si accomodi in portineria. Non vada in portineria, non si preoccupi. L'ispettore uguale, no? Ma ce ne fu con questi ispettori uguali? Ma che teniamo a vedere persico, ma chi l'ha dato? Non ti preoccupare, perché saprai che un certo discorso casa, ora capito? Ci vuole me? E chiama a presente la scientifica. Fammi sto due piezze qua. A borsa di chi la culla. Al cielo! Uè, caro. Mi raccomando. Non mi preoccupare. Sta facendo un baffo. Al cielo! Uè, caro. Per favore. Andate là Persico, non posso guardare. E tale qua la chiede dalla di fotografia come donato. E poi guarda la spalancata, non devi sciata. Al cielo! Cortesemente. Per favore, Persico! Lo riportate all'ordine cortesemente. Arci,
cortesemente devi uscire fuori, mi inquini lo stato dei luoghi, fuori per favore. Persico, lo porti via cortesemente. Sheridan. Persico, ci pigliano caffè, no? Pronto? Munnizz, ma è possibile che avete chiamato? Ma che già combinato? Se sto chiamando a 4 giorni, appena visto l'anonimo mi risposta. O numero mio non mi risponde. Ma chi è? Oh cazzo, com'è ma chi è? Sono Franco di Barone. Ah, un barone. No, ma qua mi chiamate non dacci risposta. Si sapesse che ci passate questi 4 giorni, un barone. Sono stato andando a clinica, ma ci ho fatto un dia all'ospedale. Sono poco buono, infatti un mese che mi ha messo pure a dieta. No, ma qua penso sempre ho mangiato, volessi fare vedere io, dopo che pesce bianco mi sto mangiando. E 2 verdurine. Ma è possibile con quella problematica che ci sto? Io sono 4 giorni che ti chiamo e tu non hai risolto il problema, lasciamo da risolvere stanotte il problema. Munnizz. Ah. Quando? Stanotte. Se non te lo risolvevi, era una cazzo tua ieri, voglio vedere come avessi fatto. Ma posso stare tranquillo? Vabbè, su dice tu persone. Sai a Roma tu puoi essere mai pure in galera per parlare di indasti telefoni, ci vedi? Aspetta, è arrivato il portiere dell'albergo. E che fa? Che siete? Fallo trasì, no? Dammi, accomodatevi. Salve. Accomodatevi. Grazie. Signor Damiani, e quello che ci abbiamo detto stamattina, cancelliamo tutte le cose. Partimmo da capo. A che ora è rientrata la signora Ala? Commissario, come vi ho detto già stamattina, Ala è una nostra cliente già da qualche mese e si ritirava alle 3, alle 4 del mattino, tutti i giorni. Signor Damiani, il vostro turno da che ora a che ora? E il mio turno inizia verso le ore 21 e termina alle 8 del mattino. Ma stanotte a che ora è rientrata? Io l'ho vista rientrare intorno alle 3, 3 e mezzo, come di solito, a volte anche alle 4, ma stanotte erano intorno alle 3 e mezzo. Secondo voi apparentemente il suo stato d'animo stanotte com'era? Io stanotte l'ho vista, lei rientra come ogni notte, mi saluta e chiede le chiavi, ma stanotte erano intorno alle 3 e mezzo. Signor Damiani, lei ha le idee confuse, parlatemi chiaro! Scusate, aspetta, voi volete che io sia chiaro? Ma mica sapeva che accendevano anche stanotte. Allora confermate che l'hanno accesa? No, rispetto, assolutamente no. Io vi ho chiamati quando la cameriera mi ha detto guardate la cliente non è in camera e hanno visto in macchina e la candela. Voi state dicendo che non mi c'è. Torniamo da capo, signor Damiani, voi, precisamente voi, avete chiamato in quest'ora e avete denunciato di questo omicidio che è avvenuto in questo albergo dove lavorate voi. Sì. Noi siamo arrivati e avete dichiarato che questa persona che era stata uccisa, Damiani, e quando dico uccisa significa ammazzata. No, io ho detto c'era il sangue. Ah, c'era il sangue. Logico. Noi deve essere pure sangue di porco. Non lo so, questo voi siete la scientifica, dovete stabilire voi che le sapete. Io ho visto il sangue e vi ho chiamato. Uscite a Cristo. Guardate bene. Mai visto. Potete andare. E ritenetevi a nostra disposizione. Arrivederci, grazie. Al cielo! Commissario, non so se può essere importante per le immagini, ma mi è venuto a mente un particolare. Ieri sera
stanotte intorno alle 4. Sai, io mi ero un attimo, stavo fra veglia e sonno. Infatti non ho ben distinto se era un uomo o una donna. Ho visto un'ombra furtiva che usciva dal vano scale e si allontanava. Mi sono portato fuori, ho visto un taxi e se del taxi ed è scappato via. Non so se è maschio o femminile, ho visto solo un'ombra. Si tenga a nostra disposizione, signor Damiano. Grazie per essere Arrivederci di nuovo. Arciello! E poi in un secondo momento sono andata in bagno ed è lì che ho visto il sangue. Mi sono spaventata e ho detto tutto al portiere, tutto qui. La conosce questa persona? Veramente no. Non mi dice nulla. La guardi bene? Le ripeto che non mi dice nulla questa cosa. Signorina, può andare. Arrivederci, ma si tenga a nostra disposizione. Persi che anche quest'oltre è stato interrogato. Rispetto come la vedo quella. Io posso dire pure sì, alla che suo posto di moglie, ma Rispetto. la verità proprio persi. Ecco, c'è da dire. Perché può fare persi la vita, che ci fa. Prego. Qua ci stiamo insallamento, ora sono arrivate pure le fotografie in casa. Ma non siamo capaci di risolvere, perché qua questi qua, nessuno è loro. Queste persone che io ho interrogato, che mi state mandando a chiamare, ancora non ci capi niente. Nessuno di loro riesce a mi far capire buono. Per filo e per segno come aiuto, il portiere dell'albergo. Sta ancora insallanuto, sta ancora impappinato i suoni. Persico, Arciello, quanto faticammo sto telefono. Rispetto, voi facete una cosa, parlate due persone, perché non mi sentite cercare di capire meglio la situazione. Se poi al limite, dopo queste altre due persone, non si riesce a capire prima un po' stasera come mamma ci questa situazione. Perché onestamente. Io parlo con te perché la capa tiene in capo, senza capirlo, ma la capa tiene in capo. E siamo un maglione preciso nel lavoro. Tiene belli cusarella Vittorio, i Gustarciello. Rispetto male, visto come. Non riesco a capire niente. Non capisco manco io, ma tu sei prima ieri come sei combinato? Visto la tu ti ricordi? Sta trasetta. Allora Persico, ti stavo dicendo. Voi con il vostro permesso. Se ci sono. Mi permettete. Ma fa mettere una da seggio da st'ufficio. Con quello che vi voglio dire, ci sono altre due persone fuori. Uno con due orologi e una barba in faccia, non so chi è. E poi c'è sta nato con un cappello che dicono che vogliono parlare con voi, ti faccio entrare. Come dicono che vogliono parlare con me? La giornata da chiamare io. E allora voi faccio trasia e prima che sarisci. Inizia a fare trasia a chi che rilogio. Va buono. Non mi interessa. Me lo chiamo subito, ispettore. Ispettore, come lo volete? Ma volete che segua un pochettino la situazione? Ma te può stare. Buonasera. Prego. A lei è? Antonio? Basile. Accomodatevi. Accomodatevi qua. Signor Basile, di cosa si occupa? Io sono uno stilista di moda, sfilato. Quando è stata l'ultima volta che ha visto la signorina Ala Zastoica? L'ho vista l'altro giorno, ma l'ho telefonata stanotte verso le 3. Che mi dice sull'omicidio della signorina Ala Zastoica? Niente, perché io ci ho parlato l'ultima volta alle 3 e lei stava benissimo. Per me è una novità, anzi, non credo a questa cosa. Alle 3 di stanotte? Stanotte alle 3. Lei di cosa si occupa? Io sono uno stilista di moda, mi occupo di sfilate. Ispettore, scusate se vi interrompo. Signor Basile, voi mi avete detto che l'ultima volta l'avete chiamata alle 3 stanotte? Sì. Ma con quale orologio avete Con l'orologio italiano, ora italiana. Voi 3 siete italiani, quello che state 8 dicendo, giusta. guardatemi negli occhi, signor Sicuramente. Basile. Siete sicuro? Molto sicuro. Lei è Ispettore,
Io sono Persico. Ah, piacere. Signor Basile, casa tratti in omicidio. Camma tu da stanzi la signorina Ala piena di sangue. Sangue per tutta parte. A me dispiace. Una stanza arrabutata. Mi dispiace moltissimo, ma non c'entra niente, ispettore. Lei che rapporto ha con questa signorina Ala Zavosca? Io la conosco da 6 mesi, però lei come sa, io sono uno sposato, quindi non vorrei... Ah, che si signor dica- Basile, per noi è importante ogni minimo particolare. C'ho una piccola storia da 6 mesi. Da 6 mesi. Di quello scostumato. che si Adesso ricordo. E io le ho chiesto come mai i 2 orologi. Perfetto, si ricorda bene. E la vostra risposta qual è stata? Pensate che io ho una persona che mi interessa a Mosca. Ma la signorina Ala è di Mosca, Sì. ma vive a Napoli, dove l'hanno ammazzata. Signor Basile è una persona simpaticissima, ma ringrazio, anche non ma con di gusto, signor Basile, non ma con di gusto. Si tratta di un omicidio. Omicidio. Non c'entra niente. Ha ricordato per buona sta parola. Omicidio. Mi dispiace, non mi posso aiutare. Il massimo che posso dirvi è che alle 3 stanotte ci ho parlato. E io stavo da un'altra parte, in un altro albergo, quindi glielo posso sicuramente provare. Signor Basile, conosce questa persona? Mai vista, assolutamente no. Signor Basile, vedete bene. Ma niente proprio, niente, non mi diceva proprio niente. Anzi, se vuole, guardo meglio. Signor Basile, per cortesia, vedete se conoscete questa persona. Mai visto. Ma mai visto, non somiglia nemmeno a nessuno. Niente, non dice niente, mi dispiace. Signor Basile, lei può andare. Grazie. Arrivederci, ma si tenga a nostra disposizione. La informo che domani io partirò per Mosca per una sfilata di moda. Mi dispiace. Accompagni il signor Persico. Grazie. Arrivederci. A me chi sta mi fai? Persico, ha giù fatti un pirata. Prego, accomodate. Buonasera. Buonasera. Lei è? Sono il DJ del locale dove lavora la signorina Ana. Come vi chiamate? Il mio nome d'arte è Gino Latino, lo sapete, no? Scusate, a noi interessa il vostro vero nome e cognome, non il nome d'arte. Beh, il mio nome è Luigi Mille. Io mi faccio chiamare Gino Latino perché il mio nome d'arte che mi accompagna in tutte le serate. Faccio il DJ, no? Come ho detto prima. Signor Mille, l'ultima volta che avete visto la signorina Ala, quando è stata? Aspetta, ho detto ieri sera, ci siamo trovati in discoteca insieme. Io lavoro lì. E l'ho vista che ballava. Persico, fammi aspettare chi sta. Accomodatevi. E quindi un altro che è schierato stamattina. No, io mi alzo, sapete perché mi faccio prendere troppo dalla parte. Vi devo raccontare le cose precise. Ho capito, le cose precise a me interessano. Ma sapete qual è? Il problema non è mio, è che in discoteca si lavora, si balla, si ride, si scherza. La signorina Ala ieri sera era un po' nervosa, ora mi siete. Ho capito che il problema non è vostro, ma qua si tratta di un omicidio, signor Mela. Prima di tutto non mi chiamo signor Mele, lei mi chiama Gino Latino perché è il mio nome d'arte. E poi, ve l'ho già detto, la signorina Ala ieri sera era nervosa. Ma lei ha notato qualche persona che la affiancava? Signor Pessimo, lei si può sedere? Ma chi ha detto il mio nome, scusa? Ho detto praticamente signor Ah, signor Mela, voi andate a parlare con me, non pensate a Persico, non c'è l'anima, partiamo da capo. Lei ha notato che questa signorina Ala stava un po' nervosa, io l'ho chiesto, era affiancata da qualcuno. Io l'ho mandato a chiamare per sapere. Aveva bevuto un po' di troppo. Sentite, io non sto al bar.
perché lei abitualmente beve, però quella sera non l'ho vista, però stava un po' nervosa. Stava nervoso. Stava un po' nervosa. Ma ci stava qualcuno con lei? Io so che praticamente ci hanno sequestrato un motorino. Però non lo so se è vero, non lo so se è vero. Stava senza casco e non si guida senza casco. È giusto, signor Presidente? No, beh, non si si guida sta senza casco. buona. Non si guida senza casco. Fratello caro, lei di cosa si occupa? Faccio il DJ, la radio, in televisione. Lei non mi ha mai visto in televisione? Io tengo a mia moglie, che le piacciono assai sti balla, un CD, mo potessero masterizzare. Non si può fare masterizzato, perché noi siamo contro la pirateria. È fuori legge, Spettù, è fuori legge. Giusto, signor Persi? La conosci questa persona? Sì, io l'ho vista. Ma è un volto non mio nuovo. Ma mi sembra che l'ho vista. La conosce, signor Meva? Non l'ho vista, non ha. Signor Meva, può andare anche lei, ma si tenga a nostra disposizione. Persi da compagno al suo pazzo, e chi siano manicomi. Prego, prego. Io vado. E di me da fratello fu cantante napoletano, lo conosci nessuno. Aspetta di manovare, ci devi manovare. Buonanotte Persico, ma raccomando rimane a mattina presto, eh? Vabbè, state vabbè, aspetta. Buonanotte. No, è tutto su tempo per rispondere al telefono. Che cucinato? Sto ancora in ufficio, sì. Fossi chiamato fratello? Ho capito. No, penso che sto a casa. Vabbè. Ciao. Rispetto, sono Michele Manicino. Tengo una bella cosa per te. Abbascio morto. A mezzanotte. Sette.
Per me o per te? Per te. Yo! Nasciami di tre a te. Perché te pensavo che vincivi sempre tu? Che le succede, capita. Mica la licetta, so chiudo un culo nata volta. E che ha chiesto? Ah, sì. Hai capito? Siedimi a me, seguimi bene. Rimane a persi che i piantoni in coppo posto. Sì. Ho capito, tu corri la questura. Camuffati un poco. Nel frattempo posa la macchina in tuo garage, e mi viene a pigliare sotto il palazzo a casa mia. Vabbè, ci vediamo a casa mia. Ciao. A me? Rispetto ai pulite saggi. Si passano ai da città camuffata, ma no combina da così. E che la fai? Rispetto, non sapevi manchi come me la camuffare. Tu mi parli una fattucciana. E che pulite fa? Rispetto. Andiamo a vedere, diciamo. Facciamo questo. باللي هنايا رانا عندنا اللي هكذا نستناو اسونسيال عام عندنا بيه انتوما العام الجاي خلاص
Arci, ma che cazzo sono questi sì? Rispetto a che cazzo ne sai? Ti sto facendo quello che sta facendo Persico. Rispetto, e verità chi le quattro che stanno in bene? Chi le so quelli là che faccio parlare prima? Ma secondo te, che tiene in mano? Secondo me è una bomba. Non credo, io penso che è droga. Io penso che è una bomba, rispetto a ci vanno a fare una botta sola. E tu sei convinto che ci sono buone in gola? Ci sono buone in gola, rispetto si ne fermiamo a tempo. E che sono quei cani? Rispetto sta scendendo chi lo pacca ma noi. Ma sti ispettore che ha capito che al primo mattino fa sempre tardi e facciamo sempre questo. Guardate qua. Se io perciò, guarda, a credere, questa è l'unica cosa che io odio. Aspettare, è noi che stiamo aspettando. Non ce la faccio più, mi a credere persi che non ce la faccio più. Ma che scende io? Aspetta. Sono 400 sigarette, cazzo. Buongiorno. Buongiorno, ispettore, ma facete sempre questo tutti i mattini? Ecco, buongiorno. Le cantate tanto la vostra precisione, ma stamattina a quanto vedo è inutile che stanno aspettando. Persico, in gomma, tempo d'amore. Rispetto comunque è meglio che ce ne abbiamo, perché mi ha chiamato l'ispettore, funghina, ma corro subito, non sa manca che si fa. Forza, Comunque lui mi ha promesso che per domani mattina presenta l'istanza al tribunale. Giovedì, venerdì dovrebbe stare davanti al PM che gli danno automaticamente tutto il dissequestro e lunedì dovremmo essere operativi. Va bene? Perché comunque le cose andai per forza così. Non è possibile. Vediamo un po' che me ne importa, a te che te ne importa, a noi che ce ne fotte, si hanno raputo la porta e sotto la suda. Arcello, assettati un poco tua rete che mi sta urtando tutto lo stomaco. Sembra di essere in un film poliziesco perché devo salutare Nanà, la mitica moglie dell'ispettore Lucarelli, e gli amici Persico e Arcello, che sono due poliziotti che stanno ascoltando Club 91. Continuate nella mattinata novantuniana sino alle 13 con Jerry Laszlo, 335 537 91 91. Vi aspetto. Adun, famiglia il caffè, per favore. Man presto, però. Buongiorno. Ciao, vai.
Lei è? Alla Sestoico. Ispettore Lucarelli. Ah. Persico, Arcillo dove sta? Sta giù, ispettore. Persico, capisci? Arcillo dove sta? Guarda, la cella allora, ispettore. Pensi che è meglio? Ok, ci vediamo più tardi allora. Buongiorno. Lei è? Alla Sestoico. Alla? Zastoico. Zastoico. Signorina, non eravate morta? No, sto qua, sono viva. Si vede che siete vivi. Ma voi lo sapete che cosa avete combinato, che cosa è successo? Io non ho combinato niente, non lo so che cosa è successo. Voi avete chiuso la mia stanza, non posso più entrare là. Signorina, Zastoico. La vostra stanza. Se vedete sangue, piena di sangue questa stanza. Ma vi hanno violentato, vi hanno picchiato, vi hanno. Com'è successo? Noi abbiamo messo Napoli al muro, signorina Brigadier, parlate chiaro e piano. Prima base, partimmo a terra nera, non sono brigadiere, sono ispettore. E poi fino a 3 minuti fa, ero morto. Io sono viva e sono vegetale. Vegetale, ma che mi fa brone, viva e vegetale. E si vede. Sono russa, perciò non riesco a parlare bene italiano. Signorina, modestamente, mia moglie è napoletana e non parla manco italiano. Adesso parliamo con calma, vi racconto tutto quello che è successo stanotte. Stanotte verso le 3:30, quando sono tornata dal lavoro, sono entrata in mia stanza e volevo fare la doccia. Nel momento quando stavo preparando a farmi una doccia sono entrata in bagno e volevo prendere il bagno schiuma e mi è caduta da mano. Quando mi sono alzata ho toccato con la testa dove stanno tutti gli asciugamani. Mi è uscito tanta sangue. Volevo chiamare la portiere, però secondo me stavo dormendo, non lo so. Non sono riuscita di chiamarla. E ho chiamato subito il taxi perché sono andata in ospedale. Come io soffro di piastrini bassi, ho dovuto stare tutto questo tempo in ospedale, in osservazione. Stamattina sono uscita dall'ospedale e quando ho visto il portiere mi ha detto che dovevo subito andare da ispettore Lucarelli. Lucarelli. Signorina. Alla Sestoico. Signorina, scusateci di tutto. Fra poco le faccio togliere i sigilli dalla camera. Allora posso andare? Sì, per adesso, ma si tenga a mia disposizione.